Benvenuti a Noi Chiesa. Si sono conclusi i festeggiamenti diocesani in onore di Maria, venerata sotto il titolo di Nostra Signora dell'Orto e di Nostra Signora di Montallegro. Festeggiamenti che hanno coinvolto le due città di Chiavari e di Rapallo e che hanno posto al centro 3 intenzioni di preghiera, così come indicato dal Vescovo Gianpio De Vasini alla vigilia delle celebrazioni. La pace nel mondo, il ministero di Papa Leone e il cammino sinodale delle chiese in Italia. A Chiavari le celebrazioni in onore di Nostra Signora dell'Orto hanno avuto un prologo significativo. La cattedrale infatti ha aperto le sue porte ai bambini e agli ammalati. La mattina di martedì 1 luglio, come tradizione, sono stati i piccoli a vivere l'attesa della festa, portando i fiori a Maria nella cattedrale. Il Vescovo ha dialogato brevemente con loro, allora vi proponiamo un breve stralcio della celebrazione di quella mattina. Questi fiori per chi sono? Per la Madonna. Benissimo. Che è la mamma di chi? Di tutti. Di tutti. È la mamma di Gesù, ma è anche la nostra mamma. E quindi portandole un fiore vogliamo dirle che cosa? Che le vogliamo? Non ho sentito. Ok, che le vogliamo bene. E magari portando sempre questo fiore, oltre a dirle che le vogliamo bene, possiamo anche esprimerle un desiderio, una richiesta, una domanda. C'è qualcuno di voi che si sente di condividere con tutti un po' qua questo desiderio, questa domanda, questa richiesta alla Madonna? Un desiderio. Tutti abbassano la testa, sembra di essere a scuola. Un desiderio. No? Ad esempio, che i vostri genitori stiano bene, oltre che buoni. Soprattutto oppure La pace nel mondo. Oppure, giusto, la pace nel mondo. Qualcun altro che si sente di esprimere un desiderio? Che tutti i bambini possano essere gentili. Essere gentili, per esempio. Va bene. Qualcun altro? No, sono tutti timidi questa mattina. Va bene. Ciascuno di voi esprimerà un desiderio, quello che più gli sta a cuore, che può essere la salute, la pace nel mondo, tante altre cose che ciascuno di noi si porta dentro e che può presentare poi alla Madonna. E adesso invochiamo su tutti la benedizione del Signore. E come detto, alla vigilia delle celebrazioni in onore di Nostra Signora dell'Orto, dopo aver accolto i più piccoli in cattedrale, il Vescovo ha celebrato l'Eucarestia per gli anziani e gli ammalati. Il forte caldo di questi giorni non ha fermato diverse persone anziane e malate che hanno partecipato alla messa in cattedrale loro dedicata nella vigilia della festa di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Durante l'omelia il Vescovo ha fatto 4 considerazioni riguardo la malattia. La prima è per la tentazione che riguarda più o meno tutti quando si è affetti, o lo sono persone vicine a noi, da una malattia. Chiedersi perché Dio ha voluto questo e cosa si sia fatto di male. Una domanda che allontana da Dio, dice Monsignor De Vasini. Tutto il Vangelo ci dice che non c'è una connessione diretta tra il peccato e la malattia, tra la colpa e l'essere malati. La seconda è che quando si è malati ci si rapporta con Dio partendo da questa condizione. Viene spontaneo chiedere di guarire, ma bisogna ricordare che può donarci anche altro da ciò che sembra il bene supremo e immediato. E dobbiamo rimanere così nella preghiera se è una preghiera autentica. Guariscimi, ma appunto sia fatta la tua volontà. Ciò che mi preme è di rimanere nella relazione con te.
La terza riguarda l'importanza di avere persone vicine quando si è malati. L'isolamento è una malattia nella malattia. Abbiamo però una potenza di fede molto grande, la potenza di essere solidali, di non lasciare soli coloro che sono nella malattia. L'ultima considerazione è che bisognerebbe sapere che tutti sono malati, una malattia più profonda e radicale è infatti il peccato. Il peccato alla fine è questo, è chiuderci a Lui, è chiuderci a Dio, rendendogli impossibile di manifestarsi a noi, di farci sperimentare che nonostante tutto, nella salute e nella malattia, nella gioia come nel dolore, Lui è vicino. De Vasini ha concluso l'omelia citando il filosofo Paul Claudel: Dio non è venuto a spiegare la sofferenza, è venuto a riempirla della sua presenza. Dopo la notte di adorazione eucaristica fra l'1 e il 2 luglio, all'alba della mattina del 2 luglio, il vescovo di Rieti, Monsignor Vito Piccinonna, ha presieduto la celebrazione della messa nella memoria dell'apparizione di Nostra Signora dell'Orto. Ha invitato a ripetere il sì di Maria non solo nel fiat dell'Annunciazione, ma anche nello Stabat sotto la croce. Sentiamo un passaggio della sua riflessione. Maria ci consegna il volto sempre inedito di un Dio amante dell'uomo, interessato all'uomo, profondamente intento e attento alla sua felicità, a quella vera, a quella autentica. Tutta la parabola umana di Maria si svolge tra il fiat di Nazareth e lo Stabat del Calvario. La nostra vita cristiana diventa matura quando anche noi avanziamo dal fiat allo Stabat. Non è il di più delle cose, ma è quel di più del cuore che fa avanzare la vita, fino a quello Stabat maturo. E Maria la contempliamo come la donna saggia che ha costruito la sua casa sulla roccia. Maria dice sì e lo mantiene sino all'ultimo, anche nell'ora tempestosa del Calvario. Che cosa ci portiamo anche quest'anno da questa festa? L'invito a fare il Vangelo, a compierlo nella nostra vita, nelle nostre scelte. Questo mondo, questa storia, oggi più che mai ha bisogno di un di più, di amore. Vorremmo rimanere legati alla causa dell'uomo, soprattutto dell'uomo più ferito, più povero, perché questa causa è la causa stessa di Dio, a cui Maria non smette di dire il suo sì. Superare la logica della competizione e abbracciare quella della cooperazione è stato l'invito che il vescovo Gianpio De Vasini ha formulato per la città di Chiavari nel giorno in cui ha presieduto il solenne pontificale nella memoria dell'apparizione di Nostra Signora dell'Orto. Vivere pienamente, affrontando con coraggio le sfide che ogni tempo porta e pone di fronte a tutta l'umanità, è l'invito del Vescovo a tutti i credenti alla città di Chiavari in occasione della festa patronale di Nostra Signora dell'Orto. Durante la messa pontificale, De Vasini ha ricordato come la bussola, necessaria per mettersi alla prova, è contenuta nelle parole del Vangelo. Parla quindi di quali siano queste sfide, che sono innumerevoli, ma ne cito alcune. Innanzitutto la pace, che chiede di essere costruita prima che invocata attraverso il modo di relazionarsi quotidianamente con gli altri, attraverso le scelte politiche, economiche, etiche che ognuno compie nel suo piccolo. Poi la solidarietà, sempre più necessaria in un tempo in cui la cultura dello scarto sembra avere la meglio, mettendo da parte ciò che non produce. Un'altra è quella di chiedere alla Chiesa ragioni della propria speranza e ad essere sorgente di senso e significato. E potremmo enumerarne molte di sfide, tante, forse così tante da provare paura,
spingendoci magari a rintanarci nelle nostre abitudini confortevoli. La fiducia nel Signore dona luce e forza per non cedere a questa tentazione, prosegue il Vescovo, perché l'amore riesce a capire cosa davvero conti nella vita, ciò per cui vale la pena vivere e sacrificarsi. Come le nostre sofferenze, i nostri fallimenti, le nostre ferite, vissute con fede, possono diventare il punto di partenza per qualcosa di nuovo, possono essere strumenti di bellezza e di grazia e renderci così capaci di contagiare con la speranza coloro che incontriamo. Altrettanto dicasi per le fatiche della nostra città. L'emergenza educativa o quella abitativa, per citare due esempi, possono essere un invito a far luce su un futuro diverso e possibile e non sono solo problemi urgenti che richiedono risposte immediate e lungimiranti. Per far questo occorre ad ogni livello avere il coraggio di superare la logica della competizione ad oltranza per abbracciare la logica della cooperazione e complica il perdonarsi, il tenersi per mano, lo stare l'uno accanto all'altro, superando le contrapposizioni personali inutili, il lessico violento, la calunnia gratuita, l'offesa come stile comunicativo e aprendoci ad un futuro nuovo. Le celebrazioni in onore di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari sono culminate con la solenne processione che ha attraversato le vie della città e ha portato pellegrina per le strade la venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto. Al termine, in una cattedrale gremita di persone, il Vescovo ha formulato un invito, quello ad imparare da Maria l'arte della cura. Ci sono appuntamenti che sanno di casa, che hanno il sapore del ritrovarsi in famiglia, che sanno condurre ad entrare in sintonia con gli altri, con se stessi, con quel mistero d'amore che è Dio, e tutto questo è frutto dell'affezione antica a Nostra Signora dell'Orto. Siamo tutti debitori a Maria del suo sì, ma questo debito non lo si ripaga attraverso un culto di facciata, una devozione superficiale. Il debito d'amore con Maria lo si ripaga in un solo modo, imparando a dire sì. Una cattedrale gremita ha accolto il saluto conclusivo di Monsignor Giampio De Vasini al termine della lunga processione mariana che ha accompagnato lungo le strade di Chiavari l'icona di Nostra Signora dell'Orto. Un gesto semplice e familiare di devozione a cui hanno preso parte in tanti, anziani, famiglie, bambini, nonostante l'AFA. Il sì, ha detto il Vescovo, è camminare nella luce del Vangelo, essere coprotagonisti del cammino di liberazione dei piccoli e dei poveri, dando un contributo al processo di umanizzazione della Chiesa, della città e del mondo, sapendo che ogni sì a Dio è un sì all'umanità, alla causa dell'umanità, soprattutto dell'umanità ferita e bisognosa di cura. La cura, una parola sempre meno di moda, forse perché si tratta di un'arte che richiede attenzione, costanza, dedizione, tutte cose che domandano fatica e vigilanza. Monsignor De Vasini ha invitato a chiedere a Maria di continuare a crescere nell'arte della cura, un'arte che, ha detto, va presa soprattutto dalle donne che con la loro tenera forza sorreggono il mondo, che attraverso l'etica della cura tengono in piedi intere comunità, famiglie, relazioni. Contrapponendosi alla logica spesso maschile di un potere possessivo e cieco, più attento ai numeri che ai volti, più attento alle statistiche che alle storie. Signora dell'Orto, accompagnaci con i tuoi esempi, con i tuoi insegnamenti, con la tua vicinanza nell'arte della cura. A
A presiedere le celebrazioni del 3 luglio, la concelebrazione eucaristica e la solenne processione, Chiavari ha ospitato Monsignor Erio Castellucci, presidente del Comitato Nazionale Italiano per il Sinodo e vescovo di Modena Nonantola. Monsignor Erio Castellucci ha sottolineato il valore della devozione mariana. Vediamo. Seconda volta a Chiavari, la prima però in occasione delle feste patronali che coinvolgono tutta la diocesi sotto il segno di Maria, nel nome di Maria. Come ha trovato intanto la risposta di questa città a queste celebrazioni? È la seconda volta che vengo a Chiavari, la prima fu 6 anni fa con circa 300 giovani con i quali facevamo un'uscita di 2 giorni e incontrammo il vescovo Tanasini, fu anche allora molto, molto bello, era 31 ottobre, 1 novembre, quindi in occasione dei santi. Oggi addirittura in occasione della patrona, la Beata Vergine dell'Orto, trovo che c'è una bella consonanza, mi dicevano che anche nei giorni di preparazione e poi nella processione serale c'è una grande risposta. Mi sembra che emerga il sentimento di affetto nei confronti della madre. Questo è sempre segno di una Chiesa viva e sana. Ecco, lei ultimamente ha avuto modo di avere contatti con tante diocesi, forse questa devozione nei confronti di Maria è davvero quello che caratterizza tante comunità in tutta Italia. Sì, in tutta Italia, ho girato tante diocesi in occasione del cammino sinodale e recentemente sono stato in Brasile presso una chiesa gemellata nell'Amazzonia con la diocesi di Modena e Carpi e ho trovato anche lì una grande devozione a Maria. Io credo che sia una devozione sana il termometro di una sanità della comunità cristiana, perché una comunità cristiana non è un'azienda, non ha bisogno di un direttore, di un general manager, è una famiglia e quindi ha bisogno del padre ma anche della madre e questo è quello che si trova dovunque, anche al di là magari della cerchia dei praticanti c'è un grande affetto verso Maria. In qualche modo il nostro cammino sinodale ha guardato all'Amazzonia davvero, quasi immaginando un futuro di Chiesa che prendesse le mosse anche un po' da quello che è stato il discernimento che in quella terra si è fatto. Lei che cosa ha visto, che cosa ha trovato allora in quella terra che il Santo Padre Francesco ci ha chiesto di guardare? Ho trovato una chiesa che è molto prossima alle persone, nella zona in cui sono stato ci sono come stragrande maggioranza di cattolici degli indigeni e i missionari, preti, laici vanno a incontrare tutte le comunità in diverse occasioni annuali, ogni comunità è guidata da responsabili laici, catechisti e non c'è lamento, non ho trovato lamento, quello che invece sento spesso nelle nostre comunità italiane. C'è molto meno in un certo senso, perché ci sono molte meno strutture, meno organizzazione, ma c'è più entusiasmo, più gioia evangelica. Su questo credo che abbiamo molto da imparare. Ecco, la Madonna dell'Orto, Maria è apparsa nell'orto a Chiavari, quindi in un posto chiuso. Noi come Chiesa ci siamo radunati in un orto, ma forse proprio per partire per il mondo, Eccellenza. Credo che sì, l'apparizione nell'orto sia simbolicamente segno di un momento di familiarità che però per essere vero deve essere poi comunicato e testimoniato. E infatti dall'orto chi ha visto Maria è uscito e noi siamo anche frutto di questa uscita. Quindi il cammino sinodale forse oggi più che mai ha bisogno di essere posto sotto la protezione di Maria, Eccellenza. Direi proprio sì, di Maria pellegrina, di Maria che cammina, di Maria che esce di casa, va a trovare Elisabetta, percorre le strade che Gesù percorreva, passa attraverso la croce e sta con la Chiesa, con gli Apostoli per ricevere lo Spirito e per testimoniare che Gesù è vivo.
Da Chiavari ci spostiamo a Rapallo per raccontarvi i solenni festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Montallegro che, come sempre, sono iniziati nel giorno del 1° luglio con la tradizionale cerimonia della messa in cassa della statua argentea della Madonna, che poi ha attraversato le strade della città nella sera del 3 luglio. A presiedere la celebrazione il vescovo diocesano. L'eccomi spazza via l'ombra della indifferenza che nasce dall'essere diffidenti. Nonostante i travagli, l'inquietudine e la fatica, Maria non ha mai provato diffidenza verso Dio, non è mai fuggita lontana da Lui. L'uomo di oggi, invece, vive nella perenne diffidenza verso l'altro, verso la terra, quel sentimento che lo porta a vedere nell'altro un nemico. Questa, secondo il vescovo di Chiavari, la radice dei mali che oggi attraversano le nostre città. Ma è la stessa Madre di Gesù che si lascia amare da Dio, ha spiegato Monsignor De Vasini presiedendo nella Basilica di Rapallo la Santa Messa Solenne che ha chiuso la novena in preparazione alla festa di Nostra Signora di Montallegro, a indicarci il modo e la strada per uscire da questa condizione. Dio non è in fuga, dice l'angelo, è con te, il Signore è con te. Non è un Dio diffidente, è un Dio che si consegna. E da parte degli umani, che cosa è vivere in grazia? È dire come Maria, eccomi, o Signore. Il contrario della diffidenza, il contrario della fuga. È dire ai fratelli e alle sorelle, ci sono per te, con quello che sono, con la mia anima e con il mio corpo, con i miei pensieri e con i miei sentimenti. Dio sa quanto le nostre città abbiano bisogno di ripartire dall'etica della cura, ha proseguito Monsignor De Vasini, una cura circolare che a cerchi concentrici rinnovi le relazioni più intime per poi allargarsi al tessuto sociale più ampio, quello in cui le famiglie e le istituzioni vivono le une accanto alle altre in un quotidiano scambio di pensieri, parole e atteggiamenti. Un cammino verso l'apertura al mondo che ha caratterizzato in questi giorni di festa il vissuto di fede della comunità di Rapallo. Pregare per il mondo, in particolare lo abbiamo fatto per la Terra Santa, per la striscia di Gaza, per tutto ciò che ci viene raccontato. Quindi abbiamo dedicato la raccolta delle offerte di questi 3 giorni, le diamo alla Caritas di Gerusalemme per poter sostenere i suoi interventi per queste popolazioni. Al termine della celebrazione, il vescovo ha benedetto e posizionato la corona sulla statua di Maria, che è stata poi collocata nell'arca processionale. Una città in festa che ancora una volta si affida alla protezione della Vergine. I nostri cittadini chiedono questo, chiedono che la città sia sempre sotto le sue ali, che ci guardi, che ci illumini e che proceda tutto nel miglior modo possibile, propositivo e positivo per tutta la cittadinanza. E nel giorno del 2 luglio il vescovo Monsignor De Vasini ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, invitando la città ad una nuova forma di coesione. Vediamo insieme il nostro servizio. Il sogno di una città che sappia includere le differenze, che sappia farsi carico delle fragilità, generare un patto educativo per le ragazze e i ragazzi, che sappia accogliere le sfide del presente nella collaborazione reciproca, senza costruire steccati ma lavorando in un'unica direzione. Sono le consegne che il vescovo ha voluto comunicare a Rapallo nella celebrazione presieduta nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, nella memoria dell'apparizione di Nostra Signora di Montallegro. La città di Rapallo sta affrontando, ma mi verrebbe da dire come tante altre realtà nostre, dei passaggi importanti. Io sono 20 anni che sono qua e vedo dei cambiamenti, vedo dei cambiamenti nel tessuto sociale. Certamente l'aspetto dell'immigrazione è stato un elemento molto forte, come dire, rispetto ai primi tempi che ero qua. Quindi questo certamente ci spinge, ad esempio, già questo elemento a porci delle domande su una nuova integrazione, sulla nuova forma di coesione sociale. Le nostre feste, ad esempio, a mio avviso, ci pongono anche questa domanda:
sono le nostre feste, ma da una larga parte forse delle nostre concittadini non sono sentite come le sentiamo noi, nel senso che provengono da altri paesi, da altre culture. Quindi questa già forse è una sfida che in qualche modo ci viene posta, no? In quale modo essere significativi, possono parlare un po' a tutti, no? Queste nostre feste, come raggiungere, come incontrarci. Poi si pongono certo altre sfide dentro a questo, una città che cerca di mantenere la sua identità solida, economica di tutto un anno, non solo stagionale, quindi sfide anche di un lavoro stabile, continuativo per tutti, sfide che riguardano soprattutto anche per i giovani, il posto di lavoro, il futuro, ecco, per i nostri giovani qui locali, se ci sarà, se c'è. C'è una grossa emergenza, come in tutto il Tigullio, non solo abitativa, per cui trovare delle case in affitto qui è molto difficile, è molto complesso, e quindi questo è un aspetto che certamente è una grande sfida politica anche, no? Come poterla affrontare e risolvere, perché ci sono tante attese e esigenze che devono essere ascoltate, no? Sia degli inquilini come dei padroni di casa, avrebbe da dire. Io avverto che poi la sfida, a mio avviso, più significativa che riguarda la comunità cristiana rimane l'essere sale della terra, cioè portare un gusto alla vita che mi pare ci sia stato affidato e che sia un po' unico e speciale. È qualcosa di cui il mondo ha sete, senza saperlo, ma ne ha sete, e questi sono gli avvenimenti anche mondiali che ce lo rivelano, a mio avviso, no? Locali, mondiali, tante forme di frazionamento delle forze locali invece di una coesione, di un pensiero di collaborazione. Mi pare che manchi proprio un senso, c'è una grande fatica a lavorare insieme, a collaborare, di comunione, eccetera. Quindi ci sono sfide che, a mio avviso, innanzitutto come comunità cristiana siamo chiamati a vivere, diventando anche quindi una testimonianza e per il mondo. Uno dei punti delle riflessioni di questa mattina è stato il sogno di creare un patto educativo per bambini, bambine, ragazze e ragazzi di Rapallo. Ma è vero che Rapallo ha questa particolarità, cioè il fatto che si trovano nel territorio della città tanti gruppi etnici diversi, quindi anche tra giovani non è facile far incontrare queste differenze. Credo che l'esigenza più grande, come dappertutto, sia quella che i giovani hanno bisogno di essere ascoltati, di avere punti di riferimento capaci di ascolto. E come Chiesa penso che dobbiamo crescere, da questo punto di vista, metterci in ascolto dei giovani che ci sono più vicini, ma la grande sfida è quella di ascoltare quelli che sono più lontani, no? Quelli che troviamo in ambienti pubblici come i parchi, le strade, le vie della nostra città, e quindi che non direttamente frequentano i nostri oratori o i nostri spazi parrocchiali. Una celebrazione scandita dal segno dell'unità, così come tanti altri gesti stanno caratterizzando queste feste di luglio tra Chiavari e Rapallo. Il segno, la presenza del coro diocesano che ha animato la liturgia nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo. È stata forse una scelta un po' azzardata, perché è un giorno infrasettimanale, ma saremo a cantare adesso a Rapallo al Pontificale alle 10:30 e poi ci ritroveremo questa sera a Chiavari alle 18. Diciamo che il coro diocesano sta facendo un percorso ormai consolidato da anni e si sono anche creati dei rapporti di amicizia, quindi forse i tempi erano maturi per osare, diciamo, questa esperienza, e ritengo sia molto bella e significativa alla luce di quanto diceva ieri Don Andrea: uniti nel nome di Maria, essere uniti nel nome di Maria. I percorsi che fanno le due città in questi giorni di festa non sono due percorsi paralleli, ma sono due percorsi uniti da una profonda comunione, e la presenza questa mattina del coro diocesano ne è proprio il segno tangibile. Giorni infrasettimanali, ma siete tantini, quindi vuol dire siamo una cinquantina, quindi diciamo alle persone hanno recepito positivamente, con entusiasmo, questo invito, e hanno cercato di essere libere ed essere presenti oggi. Quindi questa mattina cantiamo proprio
portiamo nel cuore e cerchiamo di cantare avendo presente proprio questo ringraziamento e questa grazia di chiedere a Maria di continuare questo percorso e a camminare uniti e sotto la sua protezione. Al termine della celebrazione sul lungomare di Rapallo alle 12 puntuale è iniziato il panegirico, tradizione anche quest'anno rispettata secondo i canoni consueti e affidata quest'anno al sestiere di Costa Aguta. I sestieri sono ovviamente 6, perciò ogni gruppo attende 6 anni per realizzare il suo panegirico. Il panegirico è la sparata di mezzogiorno del 2 luglio, la data in cui è apparsa la Madonna a Montalegro nel 1557, quindi i sestieri mettono tutta la loro anima in questa sparata, in questa organizzazione. Il giro appunto comincia col sestiere San Michele, viene definito il giro della polenta, va in senso antiorario San Michele, poi si passa a Seglio che è sulla costa est, poi Borzoli, Cappelletta, Cerisola, Cappelletta e Costa Aguta è l'ultimo, in senso semplicemente cronologico. Ciascun sestiere aspetta 6 anni per organizzare il suo panegirico, al termine del quale emerge un po' tutto l'impegno di 6 anni. Tutto l'impegno, c'è da tenere presente che è anche un impegno oneroso, non è l'unico impegno, non è il primario, però per 6 anni i massari dei sestieri con varie attività, pulizia dei sentieri, organizzazione di eventi, eccetera, accantonano una parte dei loro proventi proprio perché nell'anno del panegirico gli spettacoli pirotecnici sono 2 e devono essere abbastanza importanti entrambi, sia quello di mezzogiorno del 2 che quello della sera del 3. E poi ci sono la polvere da sparo da acquistare che ha dei prezzi sempre più vertiginosi. Purtroppo in questo ci adeguiamo, ahimè, al tempo che va avanti anziché restare nella tradizione, quindi è anche onerosamente faticoso, però soprattutto progettare il panegirico vuol dire progettare un disegno che parla di te, dove puoi mettere sopra i mortaletti, vuol dire proprio appunto tirare fuori la propria anima e ritrovare la coesione. A volte in quel 6° anno tornano massari che magari non si vedevano da qualche anno per varie ragioni della loro vita, ma al panegirico non si può mancare e perciò insomma è bello anche ritrovarsi tutti insieme. È possibile quantificare quanti sono i massari? Ora so che c'è molta mobilità perché poi ci sono ingressi di giovani e magari persone più anziane che non riescono più a dare il loro contributo, ma abbiamo vagamente un numero? Ma guarda, secondo me appunto tra entra, esci, vai e vieni, io direi che ogni sestiere è intorno a sé una cifra di 150 persone che si attivano in tanti modi per dare una mano, per partecipare. E poi appunto ci sono quegli anni in cui ti sembra di essere solo perché tutti hanno qualcos'altro di meglio da fare, ma ci sono quegli anni, e l'anno del panegirico è uno di quelli, in cui veramente recuperi la forza di tutti ed è una gioia immensa trovarsi, perché poi sono vite, sono famiglie che si ritrovano, ragazzi che crescono, arrivano con i figli, insomma è proprio la storia della vita che cresce insieme alla nostra tradizione. Facciamo una battuta, Maura, quest'anno ci sarà una sparata anche a Chiavari che forse definire panegirico è improprio perché il panegirico poi è quello che è nato e cresciuto in centinaia di anni di tradizione a Rapallo, però come avete preso questa novità che i cugini chiavaresi hanno adottato? Ma intanto Don Bufoli mi aveva anticipato l'intenzione di fare dei colpi in qualche modo già quest'inverno perché temeva magari una nostra, come dire, reazione poco positiva. Onestamente trovo l'idea carina, divertente. Sì, chiamarlo panegirico lo trovo un po' azzardato perché mi sembra non appartenga proprio alla storia di Chiavari. Tempo fa avevo letto un pezzo bellissimo di una signora che narrava i suoi ricordi sulla processione con gli ortolani che accompagnavano la cassa, eccetera, e la raccontava così bene che lì ho trovato l'anima dei chiavaresi. L'ultimo atto dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo sarà la cerimonia dello scioglimento del voto. Come tradizione le autorità civili salgono al santuario mariano di Montallegro in questa specifica occasione, la domenica successiva la conclusione dei festeggiamenti. La Santa Messa avrà inizio alle 10:30 e sarà presieduta dal Vescovo diocesano. Parteciperanno anche i sestieri cittadini. La celebrazione eucaristica inizierà, come detto, alle 10:30 al santuario e
sarà trasmessa in diretta su Teleradio Pace. Ma ora torniamo alle celebrazioni in onore di Maria a Rapallo e andiamo per le strade della città, dove si è snodata la processione che ha portato l'arca argentea della Madonna in tutte le zone di Rapallo. A presiedere le liturgie nell'ultimo giorno delle celebrazioni Monsignor Fabio Dalcin, il vescovo di Loreto, che in questa occasione ha voluto fare a Rapallo un dono davvero speciale. Ha aperto lo sguardo sul mondo la città di Rapallo attraverso le celebrazioni in onore di Nostra Signora di Montallegro. Il desiderio della parrocchia è stato quello di offrire una possibilità di riflessione intorno ai temi della guerra, specie a Gaza, e dei conflitti che in più parti del mondo distruggono vite e famiglie. Le offerte raccolte nei 3 giorni culminanti della festa sono state devolute proprio alle popolazioni di Gaza. Il tradizionale rito del 3 luglio a Rapallo, la celebrazione della messa vespertina, la processione con l'Arca di Maria che attraversa la città, l'incendio del castello, la preghiera corale, sono stati arricchiti dal dono inaspettato della reliquia portata a Rapallo dall'arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dalcin, che ha donato alla comunità parrocchiale e a tutta la città un frammento del muro di protezione della Santa Casa. Ho portato una reliquia del cosiddetto muro dei Recanatesi che fu costruito sin dall'inizio della presenza della reliquia della Santa Casa sul Colle Lauretano, per segnare anche un legame con questa comunità. Dire casa, Maria che si fa casa dove Dio si incontra e viene a fare casa con ciascuno di noi, vuol dire anche famiglia. Penso che oggi la famiglia sia da riscoprire in tutta la sua bellezza. Anche le famiglie hanno i propri problemi, tutti hanno i propri problemi, però la famiglia è una risorsa, è la grande risorsa per ogni essere umano. Quindi la Chiesa ha a cuore la famiglia, ha a cuore i giovani, ha a cuore anche ogni forma di fragilità. E queste sono le 3 attenzioni che stanno a cuore al messaggio della Santa Casa di Loreto, ma che trovo condivise anche dall'impegno pastorale del parroco, del viceparroco, dei sacerdoti della zona e anche dei tanti collaboratori che ho visto attivi in questa circostanza. Monsignor Dalcin ha notato l'evidente partecipazione popolare alle feste mariane di Rapallo. L'emozione che sto respirando anche qui della gente che si sente veramente fiera di appartenere a Nostra Signora di Montallegro ed è una sensazione proprio di trasmissione di affetto, di emozioni che ho potuto anche cogliere nei contatti che ho avuto questa mattina, nel pomeriggio, durante anche la celebrazione, anche dopo la celebrazione, anche in questo momento stando in mezzo alla gente proprio si sentono guidati, protetti, custoditi da questa presenza invisibile ma reale di una madre alla quale possono rivolgersi con fiducia. E prima di chiudere questa ampia pagina dedicata ai festeggiamenti patronali vogliamo mostrarvi l'intervista che Andrea Capitani ha realizzato con il parroco della cattedrale Don Andrea Buffoli e il rettore del santuario di Montallegro Don Gianluca Trovato, perché come avete potuto cogliere un segno di questi festeggiamenti 2025 è stato quello dell'unità delle celebrazioni delle 2 città, delle 2 comunità. L'occasione di dire che in questi giorni stiamo facendo 2 cammini che sembrano paralleli ma invece sono profondamente in comunione. Sono 2 città che vivono la festa, che la vivono con diversi temperamenti, perché sentendo qui in Basilica che tutti cantano l'inno della Madonna di Montallegro mi viene ancora più la voglia di impegnarmi, perché anche a Chiavari lo impariamo sempre di più, ma questo è il segno che ogni città ha il suo modo di vivere i giorni di festa, ma è anche la particolarità e la peculiarità di ognuno. Si è conclusa la novena al santuario, che momento è stato? Un momento bellissimo come tutti gli anni. Che cosa ci unisce? La Madonna, perché
chi ci ha scelto è stato lei, ha scelto il monte nel 1557, ha scelto il mare nel 1610, ha scelto non che facessimo dei cammini paralleli ma dei cammini in comunione. Come è stato il momento della novena? È stato un momento che ha svegliato l'aurora, come dicono i salmi, ci siamo svegliati nel cuore della notte per salire il monte di Maria, ma anche da voi non è che vi siete alzati molto dopo, un pochino dopo ma non troppo dopo. Ecco. Ed è bello che il primo pensiero delle giornate, ecco, di tantissima gente, penso proprio tanta anche in cattedrale, ecco, sia stata proprio Maria. Ecco. Questo è una cosa bella, poi vedere salire giovani, fa salire famiglie con i bambini anche piccoli, perché bisogna portarli alla novena, quindi insegnarli a gustare. Ecco, la novena è una cosa che va gustata, non c'è qualcosa da fare, proprio come dire, è un assaporare. Ecco. E mentre sei lì e senti il profumo di Maria ti viene voglia, ecco, di continuare a farla e a pregare. Ora andiamo a Favale di Malvaro, che ha ospitato la tradizionale cerimonia della festa dell'emigrante, che si svolge a Favale, appunto paese da cui centinaia di persone sono partite per l'America, soprattutto nel periodo forte dell'immigrazione tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Una cerimonia che si svolge ormai da 61 anni con i canti tradizionali della tradizione ligure e soprattutto le storie dei discendenti degli emigranti che si ritrovano a Favale proprio in questa occasione. Il tutto però preceduto dalla celebrazione della messa, che è stata trasmessa in diretta da Teleradio Pace in maniera da arrivare un po' in tutti i continenti, magari proprio là dove ci sono le persone che sono discendenti degli abitanti di Favale, emigrati tanto tempo fa. La celebrazione è stata presieduta da Monsignor Lino Panizza Richiero. Vediamo. È tornato a Favale di Malvaro dopo anni Monsignor Lino Panizza Richiero, ligure di origine, oggi vescovo emerito di Caraballo in Perù, che fino al 2013 quasi ogni anno è tornato in Val Fontana Buona per celebrare la messa in occasione della festa dell'emigrante. La celebrazione che ogni anno ricorda chi è partito tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento da questo angolo di Liguria per cercare fortuna oltreoceano. È stato davvero per me un regalo che mi ha chiamato alcuni giorni fa il sindaco Crino Ubaldo, no? Io ho detto come posso, però mezzo sì, mezzo no andrò, e il Signore ha fatto sì che venga. Al termine della liturgia, la lettura della preghiera dell'emigrante in italiano, inglese e spagnolo. Siamo tutti emigranti, ha ricordato il vescovo, che quest'anno, a poche settimane dall'elezione di Leone XIV, ha potuto raccontare anche il suo legame con Robert Francis Prevost, che ha la doppia cittadinanza statunitense e peruviana e che dal 2014 è stato vescovo di Chiclayo in Perù, diocesi confinante con quella di Caraballo. Siamo stati membri della conferenza episcopale. Io ero il segretario, lui era il vicepresidente, per cui abbiamo avuto molti motivi per lavorare insieme e abbiamo lavorato, credo, abbastanza bene. Lui bene, io più o meno. Vi siete già sentiti dopo l'elezione? Sì. L'ho chiamato e mi ha risposto lui. Mi ha detto: "Hola Lino, come stai?" E io cosa gli dico adesso? Non posso dirgli hola. No, allora dopo un po' gli ho detto: "Oh, santità, mi scusi, però", e mi dice: "Non so se mi lasceranno ancora il telefono o no". Monsignor Lino Panizza Richiero ricevette il premio Radici per la sua attività nel mondo della formazione. Ha fondato 26 anni fa a Lima l'Università Cattolica Sede Sapienzie, che è nata in una delle zone più povere della città. Ha formato tante persone, sia nel campo sociale sia nel campo economico, ma soprattutto io lo definirei un Don Nando degli anni 2000. Perché lì ha formato tanti giovani a imparare un mestiere, come si diceva allora, al centro del villaggio, e lui l'ha fatto là con tanti giovani, perché lui aveva una parrocchia di oltre 3 milioni di abitanti, e in questi 3 milioni di abitanti il 50% vivevano in baracche, quindi gli ultimi che si approcciavano ad andare in una grande città come Lima vivevano in baracche. Lui ha avuto la capacità di essere vicino agli ultimi, a tutte queste persone, e quindi è veramente stato un grande personaggio per quanto riguarda in particolare il Perù, ovviamente.
Anche quest'anno ad accompagnare Monsignor Panizza il cofondatore dell'Università Giancarlo Macellari, figlio di emigranti, padre e nonno liguri. L'università è cresciuta molto a Lima, è un'università cattolica a sede Sapienza che nasce nella periferia di Lima Nord e oggi siamo presenti nella selva peruviana, nell'Atalaya, siamo presenti anche nel nord e anche nella parte della Sierra peruviana. Abbiamo circa 14.000 studenti e abbiamo rapporti interessanti anche con Genova, con l'Università di Genova, dove stiamo facendo i master a doppio titolo e abbiamo progetti di servizio civile anche con altre università italiane di vari e sempre siamo alla ricerca di far anche crescere la cultura italiana a Lima con progetti abbiamo una cattedra di italiano, abbiamo corsi di lingua per docenti in italiano e quindi lavoriamo anche questo aspetto dell'internazionalizzazione. La celebrazione è stata curata nei minimi dettagli, specie grazie alla collaborazione degli abitanti. Qui ci sono tanti simboli, non so se avete notato, i simboli dell'emigrante, la valigia, l'uomo che partiva, per un po' raccontare anche ai ragazzi, ai giovani, la vita che facevano i nostri antenati, i nostri vecchi che sono partiti con tanta tristezza comunque nel cuore, però con pazienza, con la preghiera e anche con sostegno magari tra di loro, no? Vedi che oggi siamo ancora qui. Al termine della messa è iniziata la celebrazione annuale della festa dell'emigrante con la musica che rievoca le più antiche nostalgie e le testimonianze di tante e tanti che eredi di emigranti hanno conservato le proprie radici. Siamo giunti alla 63esima edizione, quindi è una festa che viene da lontano. Poche feste hanno una durata come questa per un argomento come questo, perché in questa valle, in questo paese, in tutto il Liguria, ma in particolare nel Tigullio, l'emigrazione è stata molto forte, a iniziare circa dal 1850 fino al 1950, quindi 100 anni di emigrazione che hanno portato personaggi importanti che sono diventati illustri nei vari rami, quindi questa è la continuazione di quello per far capire quanto è stata importante l'immigrazione anche per lo sviluppo del nostro paese. È una tradizione che noi ci teniamo e continuiamo a portarla avanti e anche la presenza di tante autorità dimostra che comunque è sentita in tutta la vallata. Immancabile la presenza dell'Associazione dei Liguri nel Mondo che ha consegnato quest'anno un riconoscimento al sindaco Ubaldo Crino. Dunque, abbiamo un incontro adesso il 4 con uno che viene dal Brasile che è un deputato, col quale vogliamo fare dei gemellaggi, in particolare con Santa Catalina, vogliamo fare un gemellaggio con Sassello, perché il responsabile, che è un ingegnere costruttore, ha fatto dei grattacieli, e poi vorremmo fare anche diversi collegamenti con Stati Uniti, California, abbiamo una sede di San Francisco che dobbiamo rinvigorire, perché come tu puoi immaginare i veggi se ne vanno. Come sparisce un vecchio, nessuno più, anche perché porti un fardello mica da ridere, a portare sulla schiena un'associazione. Poi abbiamo contatti con l'Australia, con tutto il mondo. Il problema difficile è mantenere i rapporti. Per fortuna oggi con internet riusciamo a lavorare con più facilità, insomma, ecco. Questa mattina è significativa la presenza anche di Monsignor Lino Panizza. Direi di sì, perché è un grande che viene dal Perù, il quale ha avuto sicuramente dei contatti col nostro bene amato Papa, che siamo tutti contenti e onorati di avere un Papa così, con uno stile e una classe diverse, che io apprezzo moltissimo. Ecco, ta dico, va bene. Quindi... Allora un saluto a tutti i liguri nel mondo, che sicuramente attraverso Telepace gli arriverà sicuro. Penso proprio di sì. Allora, grazie, un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano, che seguono Telepace e un augurio di felicità, serenità e buona salute. Palanche Nughemetto. Il premio Radici è andato a Debicella Hutchinson, originaria di Favale dove viveva la nonna. Molto attaccata al paese, è tornata per la 4ª volta. Vive in Nevada dopo aver vissuto per un lungo periodo in California. È significativo questo premio perché ho impiegato molto tempo a trovare le radici della mia famiglia a Favale. Celestina Consiglieri, mia nonna, immigrated to California. Her whole family was here
and she left and started a new family there, and I'm glad we found them. È molto bello qui, tutta la gente mi ha accolto molto bene e mi sento veramente a casa. Non poteva mancare il gruppo folk Favale u Castello, 35 elementi fra esperti e più giovani, tutti amatori e appassionati di canto. Noi siamo nati 40 anni fa come corale parrocchiale, la corale parrocchiale di San Vincenzo di Favale di Malvaro, e abbiamo preso il nome del nostro santo patrono. Però poi dopo 2 anni abbiamo incontrato amici nell'Associazione Culturale u Castello dei Ciavai e piano piano abbiamo iniziato anche ad inserire nel nostro repertorio dei canti in genovese, e soprattutto che per portare avanti la nostra tradizione, canti che parlano non solo dei luoghi ma anche della nostalgia dei nostri emigranti, ed è per questo che oggi siamo qua a cantare per loro. La liturgia è stata trasmessa in diretta su Teleradio Pace, ancora una volta segno di unità anche con chi discende dai migranti e oggi conserva viva la memoria. Quando io ho sentito che Telepace fa la diretta mi è venuto subito in mente che era un'occasione unica, perché per vedere il nostro santuario, i nostri canti, ma soprattutto per chi è all'estero da poter seguire la messa in diretta. Difatti io ho distribuito il link Sud America, Cile, Perù, Argentina, Nord America, Oregon, Wisconsin, Svizzera, Australia, cioè in giro per il mondo oggi hanno seguito la nostra messa in diretta da Favale. Quando alla fine il coro cantava l'Ave Maria in senese, ho detto senz'altro in tanti paesi adesso stanno piangendo, sentendo e ricordando Favale in genovese. Terminiamo così noi Chiesa, ci rivediamo la prossima settimana.